Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, la diretta. Do subito un calorosissimo saluto al nostro ospite di oggi che torna a trovarci. Ciao Drupi, Ciao Max, è un piacere risentirti. ben ritrovato al Bosco dei Sogni, è un grandissimo piacere anche per me ritrovarti. Come stai? Bene, bene, tutto sommato bene. Un po' annoiato naturalmente perché questa situazione qua incomincia a pesare un po' a livello psicologico, diciamo, però tutto bene, dai. Noi già dall'altra volta abbiamo iniziato a dialogare, ad ascoltare il tuo ultimo lavoro che è Fuori Target, la versione rimasterizzata and Friends, ossia vari featurings, collaborazioni. Cosa possiamo aggiungere adesso che andiamo ad ascoltare nuovi brani che non ho ancora passato su questo album, oserei dire corale Drupi? Posso dire che è stata una sorpresa, tu lo sai che avevamo messo nel web questa collezione di pezzi giusto per far capire che c'ero ancora. Nel frattempo sto lavorando a un nuovo album che chissà quando vedrà la luce, ma piano piano ci arriviamo. E allora con il mio collaboratore Valentino Negri, autore, cantante anche lui e tutto, mettiamo sul web un po' di pezzi, così diciamo tutti guardate che ci siamo ancora. Invece si è svelato, è diventato, oso dire, un successo, insomma, sta andando benissimo. Naturalmente i pezzi sono straordinari, perché erano tutti pezzi che io avevo accantonato per poterli usare in occasioni speciali, e poi devo dire onestamente me ne ero quasi dimenticato. E lui ha avuto il merito di trovarli, di metterli insieme, metterli sul web, e sta diventando un bel successo. Una bella sorpresa. Intanto complimenti, complimentoni, sia per il lavoro fatto e sia perché ha tanto il suono di un qualcosa di generazionale, ossia che va ad un ascolto che è multilivello, multipiano, multigenerazione. Infatti Valentino è giovanissimo, tra l'altro lo avrò molto presto anche lui qui al Bosco dei Sogni. Bene, sono felice perché è uno che merita, è davvero bravo musicista, un bravo cantante e scrive ottimamente. E a proposito di Fuori Target and Friends e del featuring, della collaborazione vocale, quindi il duetto, io partirei con ascoltare proprio due che riguarda sia te che Valentino Negri. Sì, sì. Beh, questo, io non so se sai tutta la storia, ma il papà di Valentino è stato il mio bassista Bassista, sì. per tanti anni, 20 anni o qualcosa del genere, eravamo diventati più che fratelli. E quando io incidevo e cantavo questo pezzo, vincevo nel Festival Bar, mi sembra, o no, adesso non mi ricordo più, comunque quel periodo, Valentino era un bambino, probabilmente questa cosa gli è rimasta impressa, e ha voluto 3-4 anni fa, adesso non mi ricordo bene quando, mi ha chiesto se volevo cantare un pezzo con lui, senz'altro, un po' per il ricordo del babbo, un po' perché lui lo merita, e credo sia venuto fuori una cosa bella, simpatica, lo ha arrangiato molto bene e lo ha cantato molto bene. È un sogno che si avvera, è un sogno che si avvera per Valentino, quindi è ancora più bello poterlo ascoltare e sentire Sì. questo scambio generazionale dove si sente che mentre lui ti ha, per così dire, perché tu sei sempre all'avanguardia, aperto la porta verso anche nuove sonorità, tu nel contempo però gli hai passato l'esperienza del fare musica. E allora, Sì. Drupi insieme a Valentino Negri, a tra poco. Super rock, Drupi, questo è un brano super Sì. rock. C'è dentro un bel po' di energia. Abbiamo parlato appunto dei sogni, dell'importanza dei sogni e della bellezza di riuscire anche a realizzarli. Com'erano gli occhi di Valentino Negri mentre incidevate insieme questo brano? Cosa ti comunicavano? un po' appannati, credo, dalla paura, Sì, che sono sempre stato un po' in un modo positivo, un po' ipercritico verso lui, l'ho sempre voluto istradare nel modo giusto, senza fare tronzoli, stupidate, visto che lui si è
si è concesso a me, ha detto fammi vedere, fammi capire, e allora ok, io ti do tutto quello che so, ma lo devi fare però, sai, era lì un po', diciamo che era il primo esame, ma è stato molto bravo, è molto bravo. Questo brano, Due, così proprio energico, così vitale, cosa ti ha dato? Tante cose, all'epoca era un pezzo strano, diverso da tutti gli altri, non so dirti cosa mi ha passato. Emozioni sicuramente, perché me lo ricordo con piacere, è una delle canzoni che metto in scaletta quando faccio le serate. Perciò qualcosa mi è rimasto. Non so, allora era un pezzo strano. Già solo il titolo 2, che tu puoi immaginare tutto, solamente quando lo ascolti ti rendi conto che si parla di un rapporto a due, però è messo giù bene. Devo dire che Luigi Bertelli, che ha fatto il testo, sulle mie sensazioni, diciamo, è stato bravo. Sai, rispetto appunto al nostro primo incontro radiofonico, Sì. oltre al discorso musicale, quindi un po' del tuo percorso artistico, il tuo attuale, tre sono gli argomenti che poi sono emersi, che hanno incuriosito moltissimo i nostri ascoltatori, che attraverso i messaggi stanno già iniziando a salutarti, a mandarti un calorosissimo abbraccio. Adesso tra poco te li Ho leggo. ricambiato assolutamente. Grazie, grazie mille. E appunto uno di questi argomenti era i Beatles, l'altro era la fantascienza, da cui deriva anche un po' il nome della Proxima Centauri, la tua etichetta Sì. indipendente, e poi naturalmente la pesca, perché è inevitabile parlarne un po' con te. La pesca è il mio grande amore dopo la musica, insomma. Io ho avuto la fortuna nella vita di vivere di musica e di pesca. E alternativamente c'è stato un periodo dove la musica era l'hobby e la pesca quasi un lavoro e viceversa. Sono sempre state due cose importantissime nella mia vita e che mi hanno sempre dato tanto. Ho passato tanti hobby, ho avuto tante cose, ho fatto il motocross, ho fatto i cavalli, judo, ne ho fatto di tutti i colori, giusto per non farmi mancare qualche ossa rotta. Ma la pesca e la musica sono sempre rimaste lì, sono due, non so come chiamare, due emozioni che mi hanno imprintato fin dall'inizio e non mi hanno per fortuna mai abbandonato. Visto che abbiamo anche toccato l'argomento Beatles e sappiamo quanto per te è importante, quanto lo hai a cuore, quanto me, addirittura ti ha spinto a voler imparare l'inglese, i primi rudimenti per cercare di capire di cosa stessero parlando. Esatto. Una domanda, così, visto che ami spaziare, sei molto duttile, ti piace molto muoverti proprio a 360 gradi nell'ambito musicale, hai mai pensato di fare un Drupi canta i Beatles? No, sono sono quelle icone, quelle cose che, insomma, io onestamente se dovessi sentire una canzone dei Beatles cantata da un altro che non sia nel momento, nel modo giusto, ci rimarrei male. Il Beatles mi ha dato tanto, ma mai la presunzione di potermi permettere di cantare una canzone loro in un contesto così, senza niente. È chiaro che se dovessi fare una trasmissione, un pezzo, un film, un qualcosa dove scusasse la presenza della mia voce su un pezzo di Beatles, lo farei più che volentieri, ma la sola operazione commerciale, cantare pezzi dei Beatles solo per fare qualcosa che presumibilmente possa vendere, no, quello non ci ho mai pensato. Per me i Beatles sono qualcosa di sacro, perché ormai naturalmente si perde il ricordo di quando arrivarono, come eravamo prima a livello musicale, sto parlando, anche a livello di costume sociale, devo dire, e perciò è un'emozione che mi rimane dentro, che voglio non toccarla. Prima dei Beatles la musica era totalmente diversa. Bono degli due ha detto una cosa fantastica una sera presentando Sì. Paul McCartney. Adesso vi presento l'uomo senza il quale io non potrei fare questo lavoro. Ha dettato proprio un genero. Ha già detto tutto. Ha detto tutto in una frase del genere. Poi la fantascienza, la fantascienza è la fantasia, sono i sogni, non in un bosco ma in un universo. Vai per tutto l'universo. La fantascienza, non so dirti il perché, non esistevano i telefonini, pochi film, la televisione aveva qualche canale,
perciò o andavi a pesca, suonavi e nei momenti di relax leggevo e ho scoperto questo grande, immenso autore che è Isaac Asimov, che mi ha portato con la fantasia dappertutto. Ha scritto delle cose secondo me incredibili, perciò gliene sarò sempre grato. Purtroppo l'unica cosa che non gli perdonerò mai è che è morto e non ha potuto scrivere altro, purtroppo. Ha lasciato una grandissima eredità e se, Sì. come immagino hai notato, molte delle cose da lui fantasiosamente ipotizzate o descritte un pochino si stanno anche avverando nella nostra attualità. Quasi tutte, direi. Quasi tutte. Proprio così. Senti, adesso passo un altro brano che questo ha il sapore della ballata, un po' rock, un po' folk americana, che si chiama Suono Piano. E dopo, e dopo ne parliamo un po'. Tra l'altro uno dei nostri ascoltatori mi ha scritto di chiederti, se possibile, un tuo ricordo di Giorgio Faletti, perché sappiamo che hai collaborato anche con Giorgio Faletti. Sì, con Giorgio abbiamo collaborato. Purtroppo è un altro di quelle belle persone, belle menti che se ne sono andate. Abbiamo avuto uno scritto in sala di decisione, ma siccome siamo nel lavoro eravamo due persone molto dure, però a livello costruttivo, mai offesi, mai successo qualcosa di grave. Lui mi voleva imporre una canzone tramite la canzone e a me invece me ne piaceva un'altra delle sue. E noi siamo arrivati un po', non dico alle scintille, ma poi dopo quando ci siamo messi a lavorare è stata una cosa fantastica, perché lui aveva una mente straordinaria, aperta, fantasiosa, ironica, era il suo lavoro. Grande Giorgio è stato un grande. Ricordiamo appunto il brano Maledetta musica. Sì. Ok, adesso ascoltiamoci però Suono Piano, l'album è Fuori Target and Friends e siamo appunto in linea telefonica con Drupi. A tra poco. Suono Piano abbiamo sentito, sempre da Fuori Target and Friends. Questa era la voce di Valentino Negri, ma è un album appunto corale, quindi con più voci, con più featuring, con più duetti. Abbiamo già iniziato ad ascoltarlo la volta precedente e siamo con Drupi. Sì. Ce n'è di tutti i colori. Ma è proprio questo il bello, la libertà e la voglia di poter spaziare, di poter sperimentare e come dici tu, senza eventuali vincoli imposti da paletti, chiamiamoli commerciali, la libertà di esprimere se stessi. No, quello per fortuna in tanti anni di carriera non l'ho fatto mai. Qualche volta gli sono arrivato vicino, onestamente devo dire, perché 8 festival di Sanremo io non l'avrei mai fatti se fosse stato per me. Però sai, insomma, per fare la musica come intendevo io avevo bisogno del successo, avevo bisogno di qualcuno che pagasse le sale di incisioni, qualcuno che mi sostenesse, perciò non a compromessi, ma vicino ci sono arrivato, però non mi sono mai, come si dice in gergo volgare, sputtanato, ho sempre cercato di fare le cose fatte bene. Probabilmente avrei cambiato lavoro, te lo dico onestamente. Avrei provato a fare il pescatore professionista. Ma no, perché prima si faceva musica, si cercava di fare qualcosa di più vicino all'arte che fosse possibile per te o per chi la faceva, e poi se aveva successo diventavi un grande, cioè posso portare quasi tutti i pezzi di Lucio Dalla, di De Gregori, di Vasco, insomma ce ne sono, gente che ha fatto qualcosa molto vicino all'essere artistico, arte pura, e se aveva successo ben venga. Adesso è tutto il contrario, si cerca il successo ad ogni costo, poi se per caso qualcosa di artistico esce bene, altrimenti chi se ne frega. Quello che doveva fare quel brano, quel personaggio l'ha fatto incassare un po' di soldi, arrivederci e grazie, sotto un altro. Io credo che pezzi che rimangano nella storia, probabilmente sbaglierò, ma negli ultimi, 7, 8, 10 anni non mi sembra di averne sentiti, italiani sto parlando, e se li hai sentiti
sono pezzi fatti da questi grandi. Certo, è una considerazione che ogni tanto faccio anch'io. Una volta salivo in autobus, 20-30 anni fa, quando ero piccolino, e sentivi canticchiare Azzurro di Celentano, ad esempio, lo sentivi Grande pezzo, nell'aria, no? Cose straordinario, che grande, rimangono. Adesso certo. non canticchia più No, nessuno. no, no, adesso si fa qualcosa per colpire, per attrarre l'interesse e l'attenzione momentanea su questo, su quella canzone, cioè su quella trasmissione, su quell'evento, dopodiché via, sotto il manto. Evapora tutto. Allora, 113, grandissimo Drupi, la tua voce è immortale. Pensaci però nel fare i Beatles, firmato Gianni. Sicuramente sarà un Beatles maniaco anche lui. Tra l'altro io ho avuto l'opportunità di incontrarne due. Purtroppo non ho incontrato John Lennon, ma Paul McCartney nel 73 a Top of the Pops, dove vado via in classifica, e lui era il grande divo di quel momento, perché lo è sempre stato, stava partendo con l'avventura Wings, naturalmente con dentro il chitarrista dei Moody Blues, il chitarrista dei Moody Blues, Caspita. e tutti questi diventavano matti. E ci siamo trovati in quel spettacolo lì, Top of the Pops, che era la Bibbia della musica leggera negli anni 70. Non sapevo, ma lui era, o qualcuno del suo staff, no, ma lui era coproprietario delle edizioni che avevano acquistato Vadovia per l'Inghilterra. È sempre stato. Poi, vabbè, in un festival di Sanremo mi chiamano, vieni che dobbiamo andare a fare le prove. Schiaccio l'ascensore, si apre l'ascensore, c'è dentro George Harrison. Tu pensi, io sono rimasto Che emozione. che è lui che mi chiede: vuoi andare giù al piano terra, ground floor? Certo, non te verrei all'inferno. E l'altro, ma lì non è stato un incontro, è stato sì. ero a Monte Carlo a fare una radio Tele Monte Carlo, in quel periodo l'unica radio al di fuori di quelle nazionali, e era sera, l'imbrunire, non c'era in giro quasi nessuno, e da questa discesa che si fa a piedi per arrivare nella piazzetta del Casino, lì vedo uno che praticamente quasi rotolava, ubriaco com'era, era Ringo. Che scendeva, poi quello no, così l'ho visto passare, mi è passato molto vicino, ma tutto lì. Ma John, il mio idolo, anche Pono, ma John, il mio idolo totale, difatti io ho il mio studio tappezzato di foto di John, non sono mai riuscito a sfiorarlo né incontrarlo, questo mi dispiace un po'. È rimasto come un segno indelebile nei nostri cuori, comunque, John Lennon. Sì. Siamo I miei grandi amori musicali, John Lennon e Ray Charles, tutta la musica nera, no? La musica, ma Ray Charles è quello che mi ha trafitto il cuore. Ok, siamo in pubblicità, Torniamo in diretta, siamo con Drupi, abbiamo potuto approfondire un pochino fuori Target and Friends, ma ci sarà un nuovo incontro, quindi andremo avanti. Intanto grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, è bellissimo sentire la voce di Drupi, sia nel cantato sia al telefono, quindi è una vera e bella emozione. Caro Giampiero, in arte Drupi, sì. adesso... Non è in arte, non è un nome d'arte, è un soprannome da bambino. Noi ci salutiamo con È per te che guarirò. Bello, un altro pezzo di sapore anni 50, scritto da mia moglie, mi sembra molto carino. Ti mando un grandissimo abbraccio da parte mia e da tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo presto. E io lo accolgo con tanta amicizia, ricambio, e quando vuoi tu il mio numero ce l'hai, se e quando hai voglia di parlare di musica in un modo diverso mi chiami e io ci sarò. Grazie di cuore, sai. Ok. Grazie Max, grazie a te. Un abbraccio a tutta la redazione, registi, insomma quello che è. Ciao. Alla prossima, ciao.